Tutta la nostra storia, 40 anni da questa parte, ma non dimentichiamo anche tutti gli altri decine di anni e anche secoli in alcuni casi, abbiamo sempre cercato di fare il nostro meglio e abbiamo ancora nel cassetto tantissimi progetti per portare dal consumatore un'innovazione, un modo diverso di bere, un gusto diverso, un gusto sempre più genuino, un gusto che possa dare più soddisfazione a tutti quanti. Ecco, un modo diverso di bere, parlando di gin e di distillati, in che direzione stiamo andando? Allora, sicuramente il mondo sta andando verso due grandi direzioni. Uno è il low alcol e il no alcol, quindi anche dei distillati che sono azzerati, quindi soltanto il gusto della grappa, il gusto del gin, il gusto del limoncello, eccetera. E l'altra grande diciamo filone sono i cocktail. I cocktail stanno diventando sempre di più un modo di bere innovativo per tanti motivi. Allora, prima di tutto perché gli spirit sono troppo forti, quindi con i cocktail si riesce a diluirne l'aggressività e renderli più, diciamo, facili da bere. La seconda cosa, il secondo aspetto è la personalizzazione. Ognuno vuole avere una sua bevanda che crea lui o che crea il suo barman di fiducia. Proprio oggi c'è il convegno nazionale mondiale dell'AIBES, quindi l'Associazione Internazionale dei Barman, e a Roma, noi siamo presenti ovviamente e ci dicono e confermano questo. Non sono più i 10 grandi cocktail del mondo a farla da padrone, di cui il Negroni è uno dei simboli, insieme allo Spritz, insieme al Bellini, insieme al Manhattan, insieme al Gin Tonic o insieme alla Pina Colada, ma ci sono tantissime altre varianti che il consumatore vuole perché vuole un qualche cosa di diverso. C'è una storia che mi piace raccontare: se ci sono 6 americani seduti in un tavolo, loro bevono 6 caffè, se sono 6 italiani invece bevono 6 caffè completamente diversi, uno ristretto, uno lungo, uno macchiato, uno decaffeinato, uno con un goccio di latte, un altro con un goccio di cacao, un'altra cosa, oppure un cappuccino. Ecco quindi che dobbiamo considerare che la personalità dell'individuo è fondamentale anche in questo modo di consumare. Il binomio vino-Italia ormai è consolidato. Gin-Italia, possiamo ambire a questo risultato? Il gin è nato originariamente con la scuola salernitana in Italia, che per primi hanno codificato e prodotto bevande a base di ginepro, che venivano immesse sia nel vino sia nell'alcol, sia messe in infusione di acqua per produrre sia delle sostanze, delle bevande che fossero corroboranti, ma anche delle sostanze che fossero digestive. Quindi noi abbiamo un background che poi culturalmente sia stato sviluppato in Olanda o in Inghilterra è un'altra cosa, ma sicuramente l'Italia è uno dei paesi fondamentali, più importanti al mondo per la produzione del gin, ma soprattutto dal punto di vista qualitativo. L'anno scorso l'azienda ha chiuso con un fatturato veramente record, quest'anno il trend è quello? Lo si manterrà? Allora, il trend è positivo, ma non possiamo avere un trend così positivo come è stato lo scorso anno, che è stato un anno nel quale c'è stato un exploit dovuto anche al post-Covid e alle difficoltà che c'erano di reperimento delle materie prime dei prodotti e che hanno portato importatori e consumatori a mettersi in casa più prodotto. Diciamo che chiuderemo sicuramente con un dato molto positivo, pensiamo attorno al 7, 8 o 9%, vediamo come vanno gli ultimi 30 giorni, anche però dettata questa crescita dalla nostra capacità produttiva, che purtroppo è molto limitata. La domanda dei nostri prodotti è ben più elevata di quello che è la nostra capacità produttiva, e quindi sarà non tanto il mercato a dettare la nostra crescita, ma quanto la nostra propria capacità. Diciamo che non è però mai stata per noi una corsa contro il tempo per crescere, non ci importa, la cosa importante è essere conosciuti e produrre prodotti di alta qualità e continuare a farli secondo, diciamo, gli standard che noi abbiamo definito. Essere un'azienda e una garanzia per il consumatore è diciamo, il fattore più importante per un successo di lungo periodo, e noi ambiamo ad avere proprio questo, essere riconosciuti per una qualità costante nel tempo. Guardando a 10
10-15 anni cosa c'è nella sua visione? Allora, data l'età, la visione chiaramente si offusca, però al di là delle battute c'è una continua crescita. Diciamo che l'azienda è predisposta, ha messo le basi per crescere di un ulteriore 50% nei prossimi 10 anni, forse questo avverrà anche prima. Diciamo che non vogliamo crescere in maniera smisurata e non ambiamo a investire in altre aziende o a costruire un polo finanziario. Noi vogliamo essere degli artigiani, come siamo sempre stati, che fanno prodotto di qualità, e vogliamo farlo per sempre.